bufera sulla regione, fuori busta da 2.100 euro al mese esentasse per i consiglieri regionali. La denuncia è del Gazzettino e Palazzo Ferrofini querela. Scoperti 3 trafficanti con 1,5 kg di hashish in via Miranese e a Milano trovata una serra con 7 kg di piante di marijuana già essiccate. Ponte di Calatrava sempre più indifeso, preso d'assalto dai turisti con maxi trolley e dall'incuria dei passanti. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia e apriamo con la bufera sul Consiglio regionale del Veneto dopo la denuncia del Gazzettino riguardo 2.100 euro che ogni consigliere prende ogni mese in più assieme alla busta paga per rimborsi forfettari. Il Consiglio ha deciso di querelare il quotidiano veneziano perché ha parlato di soldi in nero, perché, ha detto il giornale, verrebbero cioè distribuiti esentasse. Passando attraverso i gruppi consigliari, senza pezzi giustificativi e senza dover esibire scontrini. Se si tratta di evasione fiscale lo dirà a questo punto la magistratura. Quel che colpisce è che si era parlato di tagli delle indennità e dei vitalizi, si era detto che i consiglieri non arrivavano a prendere più di 5.000 euro ciascuno al mese, qualcosa di più per il Presidente della Giunta, per il Presidente del Consiglio regionale, una bandiera sventolata contro le regioni dove invece i consiglieri si sono aumentati i compensi come è accaduto in Sardegna e in Sicilia. Ora si scopre invece che a questi 5.000 si dovevano aggiungere anche altri soldi, una fuoribusta di 2.100 euro, ossia un valore superiore di uno stipendio di un operaio. Notizie simili non aiutano, noi crediamo, a recuperare la fiducia dell'elettorato. E torna a riaccendersi la questione della crisi con il suicidio dell'imprenditore di Campagnalupia che si è tolto la vita riempiendo la casa di gas e poi sparandosi un colpo al petto con il fucile da caccia. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato l'esistenza dello sportello dedicato a questi problemi, che accoglie almeno una chiamata al giorno. Le difficoltà economiche per le aziende al ritorno dalle vacanze sono aumentate anziché diminuite e sono molti gli imprenditori che si dibattono quotidianamente tra problemi di liquidità, protesti bancari e crediti insoluti. Il servizio fornisce, lo ricordiamo, assistenza psicologica e anche consulenze di tipo economico. Mai rimanere soli in questi momenti, quindi rivolgetevi a questo sportello e anche ad altri sportelli che sono stati aperti da associazioni di categorie proprio per aiutare le persone che sono in difficoltà economica. Livio Andreato, 47 anni, separato con un figlio di 15 anni, aveva dovuto chiudere la sua azienda edile con 5 dipendenti 3 anni fa. Da allora il tracollo è diventato irreversibile e ieri doveva lasciare la sua casa di famiglia che aveva ipotecato. Il fortissimo odore di gas ha allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri. Andreato si è rifugiato nella rimessa dove ha deciso di chiudere definitivamente con questa vita. E passiamo alla cronaca nera riguardante la droga. È stato recuperato 1,50 kg di hashish che stava per essere immesso nel mercato degli stupefacenti di Mestre. I dettagli. Stavano transitando in via Miranese in auto e alla vista di una pattuglia della polizia hanno cercato di fuggire lanciando dal finestrino 1,50 kg di hashish. Sul posto era in corso un'operazione di controllo degli agenti del commissariato di Mestre, supportati dai reparti prevenzione anticrimine del Veneto. Sono ora in carcere Yuri Pappalardo, di 23 anni, incensurato, Giuseppe Zero, un precedente per rapina impropria di 31 anni, e Santo Bellia, di 23 anni, con precedenti specifici. Un ritrovamento ingente che impoverirà per qualche settimana il mercato della droga in città e renderà inattivi per qualche tempo trafficanti di medio calibro pronti anche ad usare armi. Le perquisizioni nelle loro case hanno portato infatti alla scoperta che Santo Bellia era in possesso di un'arma con la canna occlusa, una scacciacanni in grado soltanto di far rumore, ma pur sempre un'arma utile a spaventare e a minacciare. Teniamo presente che trattasi di una pistola allo stato innocua sotto il profilo offensivo, sicuramente sotto il profilo visivo una pistola che può intimorire. Inquietante anche il ritrovamento nell'abitazione di Giuseppe Zero di decine di cartucce, tra cui alcune traccianti. La cattura è avvenuta anche grazie al supporto del reparto prevenzione anticrimine del Veneto, che in questi giorni sta effettuando controlli in tutta la provincia di Venezia. Noi settimanalmente operiamo a disposizione della Questura di Venezia, il Questore dispone più impieghi. Ieri eravamo a Mestre, nei prossimi giorni andiamo anche a Jesolo, siamo a Marghera, laddove vengano riscontrate esigenze
di intervento in attività straordinarie di controllo del territorio. E la droga è diventata sempre più un business, soprattutto per chi è in difficoltà. Un uomo di 35 anni di Milano è stato arrestato dai carabinieri per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il suo appartamento era stato adibito a una vera e propria serra per la coltivazione della canapa indiana, i cui esemplari avevano raggiunto l'altezza di ben 3 metri. I militari hanno sequestrato all'uomo quasi 7,5 kg di piante, in parte già essiccate, oltre a bilancini di precisione e lame per sminuzzare le foglie. Insomma, si era creato un'attività vera e propria. E ora vi mostriamo alcune immagini degli effetti della tromba d'aria che si è abbattuta su Noale ieri nel tardo pomeriggio verso le 18. Il forte vento e la pioggia hanno sradicato alberi, fatto volare tegole dai tetti, piegato cartelli stradali e reti di recinzione. La zona maggiormente colpita è compresa tra via Nievo, via Cerva e via San Dono, colpite molte case, tra cui quella del sindaco Michele Celeghin, che ha annunciato l'intenzione di chiedere lo stato di calamità naturale. L'improvvisa perturbazione giunta ieri sera ha allagato anche Piazza Ferretto e Corso del Popolo a pioggia e ha provocato danni un po' in molte zone della provincia di Venezia. E ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, come vi diciamo tutti i giorni, mandateci segnalazioni, anche video, anche foto, anche immagini per denunciare il degrado o per raccontare quello che sta accadendo in città e come vivete la vostra città e quali sono anche le vostre storie personali. Le ospiteremo nel nostro sito web e anche, se sono importanti appunto, emergeranno anche nel nostro telegiornale. In questo caso si parla di Calatrava, sono molti i veneziani che ci chiamano denunciando lo scempio del ponte, a cui assistono ogni giorno, aggredito da turisti con trolley giganti. Ecco in sintesi ciò che ci raccontano. Il ponte di Calatrava continua ad essere croce delizia per i veneziani e anche per i turisti. Quasi quotidianamente si assiste alla Via Crucis a cui sono costretti i viaggiatori con trolley gigantesche per superare l'opera d'arte dell'architetto spagnolo e i facchini che proliferano in alta stagione arrivano a chiedere anche 15 euro per aiutare chi è in difficoltà. Ci giungono continuamente segnalazioni di veneziani esasperati che assistono a questo ladrocinio, spesso esentasse, perpetrato ai danni dei vacanzieri. Ma sotto accusa è anche l'attacco costante, inesorabile dei gradini di vetro, tirati a lucido il giorno dell'inaugurazione, anche in onore del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha tagliato il nastro. Sembrano trascorsi anni luce da allora. Le ringhiere in vetro sono sempre sporche, così come il pavimento imbrattato da mozziconi di sigarette e chewing gum. I gradini in vetro, la cui sostituzione costa una fortuna, si rompono spesso. E non ci si stupisce se si considerano le migliaia di valigione con le ruote che ci passano sopra. Basterebbe dirottare chi ha il bagaglio al centro. E di questi tempi l'aumento della pressione fiscale fa odiare ancora di più gli sprechi. La Giunta regionale riconferma la revoca del presidente Alberto Mazzonetto, del presidente dell'Atter. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'edilizia residenziale pubblica Massimo Giorgetti, specificando che il resto del consiglio d'amministrazione dell'Atter veneziana rimane operativo e che contestualmente si apre il bando per l'acquisizione dei curricula degli aspiranti alla nomina a nuovo presidente. È evidente, ha commentato Giorgetti, che le controdeduzioni che sono state presentate proprio per eliminare questa revoca non sono risultate sufficienti per il mantenimento dello status quo. E ora parliamo delle 140 multe da 76 euro l'una ciascuna in un solo giorno. È il bilancio reso noto dalla Polizia Locale veneziana di venerdì scorso per il solo varco ZTL di via Poerio. La telecamera ha immortalato tanti trasgressori e ora potrebbe scoppiare il caso come in via Colombo. Raffica di multe in via Poerio non è andata bene durante il primo giorno in cui è stata accesa la telecamera sul varco della ZTL tra via Poerio e via Brenta Vecchia. Ben 140 i trasgressori che sono transitati senza permesso nella giornata di venerdì e ora dovranno pagare 76 euro di multa. Il dato è stato diffuso dalla Polizia Municipale di Venezia e sfora la stima prevista nei giorni scorsi, quando durante il preesercizio sono stati registrati circa 100 passaggi irregolari.
C'è il timore che il trend possa continuare ed esploda un altro caso simile a quello di Via Colombo, dove, accesa la telecamera, sono state staccate oltre 10.000 multe in un mese. Sotto accusa è la mancanza di informazione da parte dell'amministrazione comunale e l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo non ha migliorato la situazione invitando i multati a fare ricorso in prefettura, dato che ai ricorrenti il prefetto Domenico Cuttaia ha dato torto e ora la sanzione per loro è raddoppiata. Ora si attendono anche i dati del Velocar, altro occhio elettronico sul semaforo di Via Piave, che è stato acceso proprio lunedì. Chi passa con il rosso o si ferma oltre la linea dello stop deve pagare 156 euro. E ora occupiamoci dell'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia, dove si dichiara guerra a chi getta a terra mozziconi di sigaretta e gomme da masticare. Linea dura del comune di San Donà dopo l'inaugurazione di Piazza Indipendenza. Sono subito comparsi dei cartelli che avvisano i cittadini di una sanzione da 100 euro a chi getta sul lastricato mozziconi di sigaretta e gomme da masticare, difficilissime da togliere. Potranno circolare invece le bici, come ha precisato l'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola. Federconsumatori all'attacco dei comuni della Riviera del Brenta e del Miranese che non sistemano la pubblica illuminazione, esponendo così i residenti al pericolo di furti e incidenti automobilistici. In tal caso, cioè se causa ed effetto saranno chiari, Federconsumatori agirà legalmente contro gli enti locali. Un piano a salvaguardia del Piave lo sta mettendo in atto il BIM, il Consorzio Bacino Imbrifero Montano della provincia di Venezia, per accedere a fondi europei. Il Piave ha urgente bisogno di manutenzione degli argini e di pulizia, visto l'accumulo di detriti derivanti dal lungo tragitto, da realizzare anche una rete di piste ciclabili. Ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove anniversari e celebrazioni possono a volte essere scomodi. Manca poco al primo anniversario della morte del poeta Andrea Zanzotto, scomparso il 18 ottobre 2011. La sua città natale, Pieve di Soligo, lo ricorderà con l'esecuzione del Requiem di Mozart, iniziativa poco gradita dalla vedova Marisa, che avrebbe preferito incontri e letture. Questo concerto, ha detto, suona come un secondo funerale. L'Università della Terza Età di Montebelluna festeggia i suoi 25 anni di vita. L'UTEM montebellunese è stata una delle prime a nascere in Veneto. Dal 1988 ad oggi ha avuto una media di 400 iscritti l'anno, organizzando circa 2500 ore di conferenze e spaziando dal disegno al canto. La cerimonia ufficiale è prevista per sabato 17 novembre. Da oltre 2 mesi gli abitanti di un'intera via a Varago, frazione di Maserada sul Piave, non vedono le 3 principali reti Rai, mentre le immagini Mediaset spesso si bloccano o subiscono delle interferenze. Nessun problema invece per tutti gli altri canali. Infuriati, i cittadini si chiedono se valga ancora la pena pagare il canone. E andiamo nel Padovano per parlare di un 2 di picche per niente negativo, al contrario, sentiamo. Una terapia di gruppo contro il gioco d'azzardo patologico. È il progetto 2 di picche, attivato in via sperimentale dall'ULS 15 Alta Padovana. Il gruppo è condotto da operatori del CERT e l'obiettivo è quello di portare i partecipanti ad astenersi dal gioco. Gli incontri si tengono ogni lunedì sera a Campo San Piero. Falsi clown girano tra i negozi di Abano e Montegrotto chiedendo soldi per il reparto di pediatria dell'ospedale di Padova. A lanciare l'allarme sono stati sia alcuni negozianti sia la stessa Ascom. In ogni caso, dal reparto di pediatria fanno sapere di non aver incaricato nessuno a raccogliere fondi per loro. Anche Galzignano Terme ha aderito alla strada del vino dei Colli Euganei, vale a dire all'itinerario turistico attraverso fattorie, cantine, bed and breakfast, agriturismi e trattorie nella zona dei Colli. Un'apposita segnaletica approntata dalla provincia guiderà i visitatori alla scoperta dei prodotti del territorio. Bene, siamo arrivati allora alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni.
Settimana variabile a tratti piovosa. Mercoledì 26 settembre. Cielo nuvoloso con visibilità ridotta nelle ore più fredde. Valori pressoché invariati. Mare da poco mosso a mosso. Giovedì 27 settembre. Nuvoloso con possibili precipitazioni. Minime in contenuto aumento. Venerdì 28 settembre. Cielo coperto con temporali sparsi e livelli termici in abbassamento, compresi fra i 17 e i 21 gradi. Sabato 29 settembre. Nubi, pioggia e schiarite. Valori in lieve innalzamento, specie le massime. La marea di mercoledì 26 settembre è normale, la massima alle 21:25 75 cm, la minima alle 15:45 20 cm. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti e buon proseguimento.